scende giù dal cielo il candido mantello. Beh, sono davvero compiaciuto di aver partecipato a questo evento di Presepi in Villa, un evento che ci avvicina al periodo più bello, più magico dell'anno, il Santo Natale. Insomma, oltre 100 artisti del Friuli Venezia Giulia e non sono che si sono adoperati in queste meravigliose opere quali i Presepi. Siamo oggi qui a inaugurare la mostra dei presepi in villa, oltre 100 presepi qui nell'esedra stupenda di Villa Manin, fatti da artisti ma anche fatti da ragazzi, da tutti coloro che vogliono attraverso questo simbolo straordinario della nostra cultura locale ma anche nella millenaria tradizione cristiana, questo simbolo di pace, questo simbolo di grande anche amore verso il prossimo. È bellissimo che in questa inaugurazione ci sia stata la presenza delle famiglie, dei ragazzi insieme ai loro genitori che uniti in questo grande miracolo che è proprio la famiglia, pietra miliare della nostra società, si riflettono sui valori umani che rappresenta il presepio, simbolo della nostra identità, della nostra cultura millenaria, simbolo anche di speranza per il futuro delle nostre generazioni.